nella nuova Siria, dove queste forze possono solo sciogliersi o arrendersi. Non c'è posto per le donne. C'è stato un tempo in cui non si parlava che della loro resistenza. L'avanzata dei governativi nelle terre dei curdi, ora. Scusate, una bacca che interferenza. Ecco qua, stiamo già a entrare. Ecco qua. Bene, buonasera a tutti, Visti TV, il canale di oggi è 29 su mese di gennaio, la messa è 26, siamo stati in onda, oggi è pure che a 12 mazzano, quando vi la chiudo, insomma, sempre che si via che tessi spuntuale, speriamo che il volume sia funzionante, ma data neo vinaseri, sopra è una conferenza online, non riesce a risolvere questo problema, va bene, comunque mi pare che come si siete intendendo a suonessi sul microfono, prova, pare che sia funzionante, boh. Ci riacconara si intende bene sul microfono. Allora andiamo da innanzi, vediamo come si presenta a Toia Sadie, si presenta a Degoi, ecco, questa è questa nuova manna che stava a Sanne, però su quello magari un po' di biaitino e Ida insomma non è illuminata ma una parte ya come il sole sta arrivato a intro della Ida che mi è venuto fa che in questa situazione ecco questa sarà stata posa a corso e andiamo diretta su Zaravallo amo ecco messo cocolato fino a una poi però è un pacco, una molinetta, coccolate su tutto, poi torna a spalazzare e resta messo coccolato poi tutte da dire. 9 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima. Oh, bene, andiamo a Sincrasa, in dia de Napoli, 9 gradi temperatura massima, chimbesa minima, Mudinedda poi quasi tutto da dire. Mudinedda viene un pacchetto abbondante da essa zonnichi in poi, insomma, ecco, essa è 40%, quindi che una Mudinedda, Torrapa, insomma, ecco. Vabbè che siamo gallo in zona gialla, arancina, insomma, non si comprende metà bene. In effetti abbiamo un toccamento nella scrittura da dare, però non ho fatto in tempo da lo preparare, è scritto Samuele Carzedda, isto da Gabriele Carzedda e da Loretta Canu. E che la musa dare pure tardo, la macchina la musa pone pure tardo, e so, e, esa pagina vista del BCTV, pro come Benedetto Samuele in terra sarda e lo visticheso a salute fortuna e lo pesene babba e mamma lo pesene chini allegria tutto lo che si può augurare a uno piscineggio appena già nascito. Bene, e intanto da uno staccamento chi da Donex i sostileri di Doneggio smurzo a dono a tutti i scazziatori sabato 31 buono pro a tutti cioè infatti
fatto questo dono da parte dei suzzilleri del Donex su motivo che lo scazziatore voglia a Inie prima di andare a cazziare, insomma, e quindi gli schiere fa che questo prezzo, gli schiere fa che è meritato appunto e posso il buon rapporto che bisogna tra lo scazziatore e Zuzzilleri Donex. Poi amo bonus toccamento di sportivo, ra bitti volli a torata bingere 3-1, chissà ASD Navarra Volley, in una bella partita che non possiamo poi dare in diretta poi impegnati in una conferenza online, meta importante, non poteva lasciare, poi la più tardi questa partita, per esempio che io a sabato non mi so poi liberare qui che la spizzina, la lega che ha sempre, capace che ha sempre, atletica che ha sempre. Complimenti, brava. Andiamo da innanzi e entriamo sul giornale. Del governo altri 9 tagli per Satunupacu e rivolta della regione per le scelte del commissario colpiti Nuorese e Sassarese. L'iscritta che è stata commissariata praticamente la Sardegna in merito sul dimensionamento scolastico e naturalmente sta abbassata a estrale. Tiesi, ira del sindaco, ingiustizia che penalizza il Meilogo. Nuoro, provincia stupita, non accettiamo questa decisione. Poi abbiamo lo Pisdaz, implode, in fuga gli iscritti, in lite i dirigenti. Lo scontro, prorogata la caccia del cinghiale, la rivolta degli ambientalisti. L'orrore dei campi nazisti, l'importanza di ricordare la giornata della memoria. Bene, andiamo da innanzi, la prima pagina dell'Unione, eccola qua, giustizia a due velocità, questo è uno articolo di fondo, uno dell'analisi di chiamata di Antonello Menne, Kranz in Svizzera, 40 giovani hanno perso la vita, altri 110 risultano tuttora gravemente feriti, una strage. Il 9 gennaio scorso la procura competente ha iscritto nel registro degli indagati Giacomo Moretti e sua moglie, disponendo nei confronti solo del primo la carcerazione preventiva. 15 giorni dopo il Tribunale delle misure coercitive di Sion ne ha ordinato la scarcerazione, subordinandola al versamento di una cauzione pari a 200.000 franchi svizzeri. Insomma, con risposta parrebbe da un soggetto rimasto ignoto, vabbè, stinari che hanno versato Isolo e l'ha posto a versare dai carcacche. L'Italia ha formalmente protestato e ha ritirato il proprio ambasciatore, come comunque non posso di accordo chi partecipa a queste indagini. Aerei, la solita discontinuità, vendita dei biglietti ferma dal 28 marzo in poi, servono le aggiudicazioni. Va bene, poi era una notizia importante in che non binnato, l'Unione Est un pochino povera, numero, ecco qua, sempre in su Unione Sarda, la Curia riapre l'archivio storico e la biblioteca, un luogo di documentazione non de poco conto. Sabato prossimo riapriranno al pubblico l'archivio storico e la biblioteca diocesana di Nuoro. Lo annunciano in una nota con compiacimento gli uffici della Curia, ribadendo l'importanza dell'appuntamento. L'inaugurazione delle sedi completamente rinnovate, per cui la diocesi si è impegnata fortemente, si legge in un comunicato, avviene dopo importanti lavori di restauro. L'intervento ha richiesto tempi lunghi anche per rendere possibile l'accesso dalla piazza Vittorio Emanuele al numero 5 accanto all'ingresso della sala Giovanni Paolo II.
quindi chi è che sta qui studio, insomma, ha una tirulucchi in un pote da stappare materiale. Sempre restiamo in provincia di Nuoro, ma è la Nuova Sardegna, clima che si modifica, il parco di Tepilora nel programma UE. Sono 62 le regioni europee sotto osservazione e in questa regione europea la zona di Tepilora, Bitti, 62 nuove regioni europee, compresa l'area della riserva della biosfera MAB UNESCO di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, sono state selezionate per potenziare i loro piani di adattamento climatico nell'ambito del Pathway 2 Resilience, un progetto faro della missione UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici. A coordinare le attività tecniche e istituzionali sarà il Parco di Tepilora, in collaborazione con le società partner Basi Comunicazione della Spezia e Smart Revolution di Torino. Lanciato nel 2023, il programma coinvolge un totale di 100 enti locali e regionali che rappresentano oltre 100 milioni di persone in una serie di corsi di formazione progettati per migliorare la loro preparazione agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso approcci comprovati di pianificazione della resilienza. E va bene, scontento, che vediamo si batta carchi citazione 11 febbraio, ecco, l'11 febbraio le 100 regioni si riuniranno a Budapest, dove si celebreranno i risultati del primo gruppo e passare il testimone al secondo. Ecco qua, va bene. Andiamo da innanzi. E siamo da essa provincia di Nuoro e entriamo in questa Nuova Sardegna in ambito di Sardegna, insomma. Dimensionamento scolastico, il commissario taglia 9 autonomie. Francesco Feliziani completa il piano al quale la regione aveva detto no. Soppressi istituti a Nuoro e in Ogliastra, Tiesi accorpato a Pozzomaggiore. Todde e Portas all'attacco del ministero. Atto grave, ma ci difenderemo in ogni sede. Presidente e assessora annunciano battaglia. Noi investiamo, Roma invece taglia e ci indebolisce. Ecco qua, vediamo la questione di Nuoro. Allora, situazione fotocopia tra Orgosolo e Oliena nel Nuorese. Il piano di dimensionamento stabilisce il taglio dell'autonomia per l'istituto comprensivo di Orgosolo, che viene accorpato all'istituto comprensivo di Oliena. La sede dell'autonomia resta Oliena. Due degli interventi adottati in Ogliastra, a Tertenia il piano sopprime l'istituto comprensivo del paese con l'accorpamento dei punti di erogazione del servizio al comprensivo di Bari Sardo. La nuova denominazione dell'autonomia scolastica sarà Istituto Comprensivo Bari Sardo Tertenia. Sassarese, a Tiesi, anche in questo caso si tratta di un istituto comprensivo che viene soppresso e unito ad un altro di un paese vicino, Pozzomaggiore. In Gallura viene soppressa l'autonomia di uno dei due istituti comprensivi ad Arzachena, che vengono uniti e ribattezzati Istituto Comprensivo Arzachena 1 e 2, con sede autonomia nel primo. Sede autonomia Istituto Comprensivo Arzachena 1. Palau e Santa Teresa, sempre in Gallura. A essere soppressa è l'autonomia dell'Istituto Comprensivo Anna Compagnone Palau, che viene accorpato al comprensivo PFM Magnon
di Santa Teresa. Ecco qua, basta. Ovviamente protesta, se dimono pacco, si narra qualche cosa. No, è stata la pagina, la sappiamo comunque, no, che torniamo a essa nuova, è politica regionale, finanziaria, il quadro grande non sta funzionando bene. Vabbè, bisogna però, si, si va a rallentatore, a rischio il voto finale per oggi. Scritte scrisse, non ho andata in gestione provvisoria. Ha retto l'accordo tra schieramenti sull'incremento dei fondi a favore delle Caritas, ma ha raggiunto un duecento euro, una cosa del genere, insomma. Ma sulla sanità esplode la polemica della minoranza contro la presidente assessora. Questo è un crowd che io che non mosso, insomma, prosegue stancamente il dibattito in Consiglio regionale sulla legge di stabilità. Ieri si è concluso il confronto sull'articolo 2, quello dedicato alla sanità. Alla presenza della stessa Presidente Alessandra Todde, l'Aula ha approvato la proposta mediana sui fondi alle Caritas. Per il prossimo triennio vengono stanziati 1.700.000 euro distribuiti, distribuiti in parti uguali per 1 milione e in misura proporzionale ai residenti in ciascuna Caritas per la parte dei 700.000 euro. Solo a metà serata si è conclusa la discussione. Allora, vediamo un Paco la polemica. Vabbè, tanto è una polemica normale, troppe le interruzioni dei lavori. Allora, se queste la maggior parte verranno ritirati, ma ci vorrà dell'altro. Niente, non veste la polemica su adesso, assessora, o perlomeno io non la sapo. E comunque, insomma, il giornale veste polo comporare e lo legge. Andiamo su, ecco, torniamo invece a questa pagina che può cercare cosa adesso soppressione, adesso adesso scomprensorio. In Tiesi, narrata Lusinnico, l'amarezza del sindaco, una vera ingiustizia che penalizza il Meilogo. Nuoro, il presidente della provincia, cioè Cicolini, decisioni che stupiscono. Feliziani ha iniziato qua. Mi dimos un pacco, narrata Cicolini, eccolo qua. A Nuoro si promette il futuro e si toglie il presente, scuole, autonomie, presidi culturali. A Cabula fa eco il presidente della provincia Giuseppe Cicolini, il quale dopo aver espresso lo stupore che tali decisioni siano assunte da un commissario che ha avviato la propria carriera come provveditore agli studi proprio a Nuoro, Francesco Feliziani, e conosce bene la complessità territoriale, le distanze, la dispersione insediativa, le difficoltà logistiche e il ruolo strategico delle scuole nei piccoli e medi centri. Le deve capire, si richiama proprio all'Einstein Telescope, scelte ancora più miopi, selette alla luce delle grandi sfide strategiche che attendono il territorio a partire dalla candidatura e dallo sviluppo del progetto Einstein Telescope. Un'infrastruttura scientifica di livello mondiale richiede un sistema formativo forte, diffuso e qualificato, capace di alimentare vocazioni, competenze, filiere universitarie e professionali. Questo è su Cannatu Peppe Cicolini. Bene, andiamo ad innantisi e andiamo al deservone. Prorogata la caccia al cinghiale. Insorgono gli ambientalisti. La regione ha deciso di aggiungere un ulteriore giorno al calendario venatorio. Deliperi, adesso grighi, giuridico, eccetera, eccetera, una scelta sbagliata avrà ripercussioni anche sulla sicurezza.
o una via del cazzo, e vabbè, insomma, dai, una via del cazzo, del Gervone, bah. La lenta agonia del Pisdazzo tra faide, vendette e veleni. Questa è una cosa che dispiace un pacuca che Pisdazzo è sti storia. Gli iscritti dei quattro mori a Sassari non arrivano a 230, in Sardegna sono sono poco più di 1200. Il giallo della stampante è solo l'ultimo inconveniente della recente storia del Pisdazzo, partito che secondo dati ufficiosi ma attendibili ha 1300 tesserati in tutta l'isola e poco meno di 230 a Sassari. Questi numeri sono al ribasso rispetto ai dati ufficiali. Un partito che non si è ancora ripreso dalla batosta delle regionali e dalle lotte intestine, che vive negli ultimi anni negli animi dei suoi leader, ancora con due sentimenti contrapposti: da un lato la voglia di rivincita contro il restante centrodestra per quello che viene interpretato come il tradimento degli altri partiti che non hanno accettato la ricandidatura di Cristian Solinas alla presidenza della regione, dall'altro la necessità di rilanciare il partito attribuendogli una guida la più ferrea possibile, anche a costo di ridurre al minimo ai minimi termini il dissenso. Il rischio più che fondato è che invece di contenere il dissenso, pratica mai utile in contesti democratici, si cancelli il partito, che pochi mesi dopo le ultime regionali ha visto liquefarsi l'intero gruppo consiliare, finché sono colato addirittura a Forza Italia. La base elettorale sardista alle ultime regionali era di 37.000 voti, un numero di consensi tale da far eleggere 3 consiglieri: Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marra. Nessuno di questi è rimasto dentro il Pisdazzo, anche se i 3 si professano fedeli agli ideali di Quattro Mori, essendo in Forza Italia, come il cavolo ha che da essere fedeli. Adesso i 3 consiglieri sono componenti del gruppo di Forza Italia. Il loro addio venne ufficializzato poche settimane da... Nelle ultime 3 elezioni comunali, 3 capoluoghi di provincia, il partito al 3% e a Bisevolo. Porto Torres è epicentro del terremoto sardista, metà degli iscritti pronta a lasciare il partito. Lo strappo dopo la contestata assemblea provinciale che ha visto prevalere l'ex governatore. Ha come epicentro Porto Torres, il terremoto che sta squassando il Pisdazzo dai Quattro Mori turritani. Arriva infatti il nuovo segretario federale Gavino Gaspa, conquistato da Cristian Solina dopo un congresso lungo e lacerante, e dalla sezione Simon Mossa che lo esprime si sono dimesse l'altro ieri il segretario Emanuele Ruiu e la vice Patrizia Maveglio, che si sono anche autosospese dal partito insieme a metà degli iscritti, cioè un pandemonio totale. Andiamo dai Nantesi. Vi stupirà eppure alle medie sul cellulare non sgarra nessuno. Dovremmo affrontare questo argomento che è stato affrontato pure in Francia, in praticamente hanno vietato lo social assolutamente i cannoli. I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico, cioè, praticamente deve essere un bidello. Non sono solo i prof ad avere a che fare con i giovanissimi della fascia d'età, che spesso suscita tanto sgomento negli adulti e li induce a chiedere e ottenere le più varie strette, cioè la stringa questa questione, ieri sui telefoni e oggi sui coltelli. Premesso che ogni scuola e ogni studente hanno storia a sé, è interessante sentire il punto di vista di chi ogni giorno osserva ragazzini e ragazzine tra aule e corridoi, ma non dà
non da una cattedra ma dai corridoi. È il caso di Gabriele Suergio, 59 anni, esperienza nelle scuole medie di Sydney, Poggio dei Pini, Quartu e Cagliari, in via Stoccolma. Bidello, ATA o collaboratore scolastico, la definizione corretta è collaboratore scolastico. Vabbè, noi comunque adesso troppo lungo. Lame in aula, ok, hai metal detector, piante dosi, insomma, e Val di Tara firmano la circolare, però pare che non sia obbligatoria, ma sia insomma facoltativa. Smartphone e social, decalogo per i più piccoli. Lo smartphone si consiglia, si condivide con mamma e papà. Lo smartphone si usa soltanto quando serve. Non si usa a tavola, non si leggono messaggi mentre qualcuno parla, si spegne di notte. Il bambino va educato all'uso di internet. Non si prende in giro o si parla male dei compagni su WhatsApp o Facebook. Non si leggono di nascosto i messaggi dei figli, ma si chiede di leggerli insieme. Almeno fino a 12 anni il bambino va tenuto sotto controllo. I genitori devono dare il buon esempio, almeno nel tempo dedicato ai figli. Lo smartphone distrae, fare un patto durante i compiti, insegnare ai bambini a esprimere le emozioni, non soltanto con emoticon, ma pure scrienne, non che sa friurene. Va bene. Economia, torniamo all'Unione Sarda, ecco bonus, 5.000 controlli nell'isola. Nel mirino le rendite catastali non aggiornate dopo i lavori di riqualificazione. Insomma, se non scrivono più cassinari può riqualificare, poi e su catastro risulta gallo che è una pinnetta. Prorogato il bonus di 500 euro al mese, questo è partite IVA, per un massimo di 3 anni per i giovani liberi professionisti under 35 con partita IVA. L'agevolazione si applica alle nuove attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l'innovazione tecnologica, la transizione digitale e l'ecologia. Il servizio di presentazione della domanda rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo, quindi a chi te la dimanda, chi è interessato. Allora, sempre Unione Sarda, torniamo alla questione energetica, metano, 5 anni per completare la rete. Prorogata la via fino al 2030, valutazione di impatto ambientale per l'adeguamento del porto di Oristano. Colamos un pacco a questione un pacco internazionale, ma comunque entro adesso Stato italiano, la brigata Sassari ritorna in Libano sotto l'egida dell'ONU. A Cagliari e Sassari ricordo dei Dimonios e dell'eroe di Guasila Raimondo Scinto. La nuova missione, la quarta, in Medio Oriente, dei militari sardi che guideranno le operazioni UNIFIL su quel territorio. Libano, l'iscritta non è una cosa semplice, insomma, il Libano veste l'esercito regolare, poi bisogna Hezbollah, che praticamente sono un esercito, una milizia in accomandita, cioè formalmente il Libano, però di fatto è tenuto a comando iraniano e finanziamento iraniano. Allora proprio nel giorno dedicato al ricordo delle imprese della brigata Sassari, a margine della cerimonia, nelle caserme di Cagliari e Sassari, la quarta missione in Libano dei Dimonios diventa una realtà. Ai primi di marzo la Sassari assumerà il nuovo comando del contingente italiano e del settore ovest nella missione UNIFIL, la forza multinazionale di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del Sud, inviata in Medio Oriente in seguito alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
per mantenere una zona a cuscinetto tra i territori governativi di Beirut e Israele. Per i militari sardi si tratta della quarta missione in Libano dopo un mandato semestrale del 2016 e due periodi di operazioni militari in questa fascia di territorio nel 2020-21, 2024-25. Bombe nel 2024, bombe sui caschi blu, cioè queste sono a esaminare precedenti, insomma, il demonio finirono nel mirino degli israeliani. Chi ne sparanne, e dato chi ne sparanne hanno sparato pure a Sunifil, insomma. Le tensioni lungo la linea blu nel sud del Libano continuano ad essere costanti. Nell'ultima missione della brigata Sassel i militari sardi finirono nel mirino dell'esercito israeliano, che oltre a bombardare la striscia di Gaza rivolse le sue attenzioni verso la parte meridionale del paese dei cedri, cioè sul Libano. Tra ottobre e novembre 2024, in uno dei momenti più critici degli ultimi anni, le basi finirono infatti sotto il fuoco incrociato dell'escalation tra Israele ed Hezbollah, riportando al centro dell'attenzione il ruolo e i rischi della missione PEAS e PIG. Andiamo da innanzi, sempre sulla politica internazionale, più o meno social vietati ai minori, la svolta divide gli esperti. Anche in Italia si valuta una stretta sì dalla garante sarda dell'infanzia, quindi la Sardegna è partita non è che non via libera questa cosa, ma dagli psicologi arrivano le perplessità. Non è una soluzione. Il modello francese resta nel cassetto. Il resto Mennuni, Madia, fermo il testo, scusate, Mennuni, Madia, chi este può vietare appunto social sul minore, resta fermo in Senato. Quello di Ricchetti aspetta alla Camera. Sono due testos che hai di questo argomento. Tancamos che la politica internazionale, Iran, l'avvertimento degli USA. Il tempo per negoziare stringe. Il presidente statunitense minaccia una impotente armata si avvicina, tipo l'armata di Carlo V, insomma. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran perché si sieda al tavolo delle trattative. Speriamo che l'Iran negozi un accordo giusto ed equo, niente armi nucleari, che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale, ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post nel suo social Truth, l'ha fatto il social account suo. Come ho già detto, all'Iran una volta fatte, come ho detto all'Iran una volta, fate un accordo. Non l'hanno fatto e c'è stata l'operazione Martello di mezzanotte. Dubbi sullo stato psicologico di Trump. Vede che hanno stancato il rizzeggio. Secondo Politico, lì avrebbe espressi il presidente slovacco Fico. Lui smentisce. Politico è un giornale, e Fico ha espresso questa questione sullo stato psicologico del Trump. Fico Robert Fico, presidente della Slovacchia, insomma. Palm Beach, tornano a correre voci sul precario stato di salute di Donald Trump. Ad alimentarle è Politico, cioè un giornale, secondo cui il presidente slovacco Robert Fico, stretto alleato in UE del Tikkun, avrebbe raccontato ad alcuni leader europei durante il vertice del 22 gennaio convocato proprio per discutere delle relazioni transatlantiche dopo le minacce alla Groenlandia,
di essere rimasto scioccato dallo stato psicologico del presidente degli Stati Uniti. Il faccia a faccia tra i due è avvenuto lo scorso 17 gennaio nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. La testata ha citato come fonte della sua rivelazione 5 diplomatici europei informati sulla conversazione, precisando comunque che nessuno era presente alla chiacchierata confidenziale che sarebbe avvenuta tra Fico e il leader europei. Sarebbero stati questi ultimi ad informare successivamente i vari diplomatici in separata sede dell'evento, una ricostruzione che Fico si è affrettato a smentire seccamente. Nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito al portale politico di inventare bugie, ha scritto il leader di Bratislava sui social, definendo la testata un portale liberale pro-Bruxelles e accusandola di voler distruggere le relazioni costruttive che la Slovacchia ha con i paesi di tutti e quattro gli angoli del mondo. Ma referendum giustizia a marzo, confermate le giornate 22 e 23, quindi sul TAR confermate le date del referendum dal 22 e 23 marzo, il TAR del Lazio respinge il ricorso dei comitati. Vabbè. Vannacci può valere fino al 5%. La Lega si agita sul generale ribelle. Il simbolo registrato da Roberto Vannacci, futuro nazionale, con ala tricolore e cognome del generale, agita la Lega e alimenta i sospetti di un possibile nuovo partito. Di non uno deposita a un simbolo de gai. Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di incontrare il vice segretario per chiarire la situazione, mentre dal Carroccio arrivano segnali contrastanti. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, parla di incomprensioni da ricomporre e ricorda che Vannacci ha escluso la fondazione di un partito. Ma si è depositato in un simbolo la correggiata e naturalmente van a essere Sosascaro Sardo subito che stanno a associare a Vannacci. Cioè, è chiaro che appena schinaschi ti carichi partito europeo che beste in Italia, poi bisogna Rosascaro Sardo che si pone in fila. Bene, in questo tancamos e noi speriamo che sia tutto quanto bene, il riquadro grande non sta funzionando, però insomma mi pare che sia funzionante, se lo muovi in occhio si muove fuori col dai, quindi va bene, insomma siamo arrivati alla Saine, oggi è dopo 38 minuti e 11 secondi, tancamos, questa sigla di tancatura e nos damos appuntamento a casa. A mezzo vedere di buonasera a tutti da Bizzi TV. Adioso e mezzo a casa.